Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Prima di entrare nei dettagli di questa storia che sta scuotendo il mercato, vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Oggi parliamo di un retroscena davvero clamoroso che riguarda il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray, un'operazione che ha rischiato di saltare all'ultimo momento per un intervento a sorpresa di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dal giornalista nigeriano Buki Laba, le trattative tra il Galatasaray e il Napoli erano ormai arrivate a un punto di svolta. Osimhen e il direttore sportivo Giovanni Manna avevano trovato un accordo per ridurre la clausola di rescissione del nigeriano da 130 milioni di euro a 70 milioni. Tutto sembrava filare liscio, ma è proprio qui che arriva il colpo di scena. De Laurentiis interviene personalmente, chiedendo di aumentare nuovamente la clausola a 90 milioni di euro. Questa mossa ha quasi fatto saltare tutto. Osimhen, deciso a non cedere, ha mantenuto la sua posizione. Dopo un acceso confronto, il Napoli ha accettato un compromesso, alzando la clausola di rescissione a 75 milioni di euro. Questo episodio ci rivela non solo la complessità delle trattative che hanno coinvolto il bomber nigeriano, ma anche come la fermezza di De Laurentiis abbia influito negativamente su negoziazioni passate, come quelle con il Paris Saint-Germain e l'Al-Ahly. Ora la domanda passa a voi, tifosi, cosa ne pensate di questa strategia del presidente? È stata una mossa saggia per tutelare gli interessi del Napoli o ha rischiato di compromettere troppo? Fatecelo sapere nei commenti, e non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi per non perdervi altre storie come questa. Forza Napoli sempre!